Voglio buonasera, buonasera di nuovo per quelli che mi stanno vedendo su Streamago, che stiva sto man oramai non lo so, da un quarto d'ora, mezz'ora, forse di più, si vede a sto man perché non sono stato capace di iniziare in orario la diretta, ma non per colpa mia, ma per colpa della grande Bucchina, la mamma YouTube, perché veramente che sta signora YouTube è veramente una Bucchina, scusatemi, ma veramente coppa sto fatto è la sfugata, ma è anche poco il mio sfogo, diciamo, sono sfogata prima un po' coppa streamago, ma finalmente sono contento comunque di ritornare qua perché cioè, ci mise praticamente 3 ore per riuscire a collegarmi con una cosa assurda perché diciamo che cioè io faccio sempre la stessa cosa, no? Quando faccio la diretta su YouTube, che oramai sono 2 anni, ma ci imparato che lei sono 2 tasti a premere, però purtroppo non mi dava questo bottone verde dove io potevo iniziare la diretta, anzi non mi dava nemmeno la possibilità di prendere il link e condividerlo su Facebook per farvi collegare. Quindi proprio cose riuscì, ma veramente cose ripazze, però finalmente ci siamo riusciti poi così incredibilmente perché più so, ma avrà visto che mi sono incazzato, avrà tenuto paura che io fino alla California e gli va sputare in bocca e quindi forse non lo so, ha temuto la nostra casa cartagine, la mia, la vostra è quella del nostro sommo signore Roberto Carlino, sempre sia lodato. E no, vi state collegando piano piano e purtroppo poi mi dispiace che qualcuno si sarà pure arreso e avrà hit, vabbè, ma non va qua, ma va a film o non lo so. Io non mi sono arreso, sono rimasto qui perché veramente no, è una questione proprio l'onore perché poi che ci facciamo? Cioè, uno veramente aspetta la diretta, io in primis perché mi diverto e sto qui e parliamo, variamo e tutto cose, e quindi non mi andava proprio di dargliela vinta a quella grande Bucchino. Vabbè, comunque ci siamo e non ci tesseriamo. Allora, io vado a vedere chi ci sta su YouTube, già ho visto qualcuno appunto collegato su YouTube, aspettate che devo fermare la mia luce come sempre, eccola qua, la fermo. Addirittura Virgilia, miracolosamente oggi ci sono anche io. Virgilia, ma fossi tu che sei portato session? No, scusa, però è incredibile, guarda, no, è incredibile che il raggio passato, voglio essere, guarda, ma mi va proprio un frego, ma se la tecnologia mi blocca le cose, che poi su una gravazione veramente, ma lo lascio stare, poi lo faccio da 2 minuti, però sono molto precisa, mi piace essere precisa, e quando con mezzi con cadu cazzo, faccio tardi e man grip, allora vado e quindi veramente accuso malamente. Comunque, Antonio Iaccarino, salutami e Domenico Iaderosa, come si Ceroschi a tutte le case calde. Grande Domenico Iaderosa che veramente mi segue su tutte le piattaforme, Periscope, Streamago, YouTube, un grande, Domenico Iaderosa è un grande. Antonio Mennillo, buonasera, petaloso, grande, grande Antonio Mennillo, che stava stomando pure se la vedevo nei commenti su Facebook, si via perché ovviamente uno manfreno, uno aspetta dirette 9:30, addirittura c'è un ragazzo oggi che secondo me si è cattato i popcorn e l'ha casato e non può pazziare, veramente secondo me se l'è comprati veramente perché mi ha scritto e detto Fabri, allora sì, è ovvio, e allora preparo popcorn e casato e ha detto ok, vabbè, sai, ti sta pariando ha detto tanto quando puoi spendere 35 centesimi, ho detto i 7 no, per l'esattezza 95. A Gitiazza lo so esatto, no? Che per sapere il prezzo giusto, chi lo esatto da casa dei popcorn. Quindi lo saluto, poi non mi ricordo chi è, però ti saluto, ti voglio bene e credo che tu veramente stia lì davanti, almeno io così mi piacerebbe pensare che tu sia a casa dopo e che popcorn. Vabbè. Comunque, allora, Vigilia dice, a proposito di petaloso, che poi vi spiego per chi non sapesse cosa, diciamo, dovrebbe significare, anch'io, però oggi ho letto un link che diceva più o meno come approvare il nome petaloso e non stordo. Da me si usa molto questa parola. Allora, per chi non lo sapesse, questa storia petaloso, vabbè l'ho scritto anche su Facebook prima, ma magari non l'ha letta e cose, che c'è sta praticamente un ragazzo di 8 anni a scuola ha scritto questo termine petaloso per indicare, ma non mi ricordo pure, cioè forse dei fiori, delle copie, credo. Ma alla maestra è piaciuto talmente questo termine che ha deciso di iscrivere all'Accademia della Crusca, che sarebbe un istituto dove praticamente sanno questi studiosi, no? Questi
Song, dove decidono un po' le parole nuove da inserire nel vocabolario italiano, no? E quindi comunque sti studiosi hanno detto che alla fine non è che loro proprio decidono le parole, però se queste parole vengono così usate molto e tante persone e comunque hanno un significato, loro le inseriscono nel vocabolario italiano, no? Mo, in realtà voglio, c'è stato un attimo un momento di sperdimento. Allora, io dico, ecco qua, sì, hai fatto bene, scusa, so che a un certo punto non mi avete visto più, non so da che punto. Allora, ecco, andava in ritardo, ma so chiuso pure a me, sì, hai fatto bene, però c'era un picco allucinante, 200 cristiani c'erano, addirittura, Maro Stefano, sti cristiani, sto parlando con Stefano Masi, un ragazzo che mi sta scrivendo su Facebook e mi fa piacere se lui mi risponde stesso qua su Facebook, Stefano Masi, così capisco in tempo reale se mi state vedendo, se tutto a posto, perché voglio, purtroppo che la grande stronza, che la cessa, rossamo, voglio, ma scusate, ma veramente ce l'ha già morto stasera con YouTube, con la Telecom, con tutto, con i computer mio e cose. No, però non mi risponde Stefano Masi, non so se ho paura che non mi sta vedendo, vabbè. Comunque io parlo lo stesso perché vedo qua che sono in diretta, quindi alla fine mo ti vedi, dice cosa, come si chiama? Mo ti vedi, Gianmarco Gallo, grazie Gianmarco, grazie mille, tutto a posto, tutto a posto. Allora, voglio, stavo continuando la storia, stavo dicendo, appunto, sta maestra, comunque, non so dove ero rimasto con la storia, penso che ero rimasto, allora, mo ti vedi tutto a posto, sì, tutto a posto, ci capito, Gianma? Ok, con la storia ero rimasto al suo fatto di questo ragazzo che praticamente ha scritto un tema dove esce questa parola petaloso, non so, per descrivere dei fiori, descrivere che cazzo vuole descrivere su creatura, no? Comunque la maestra ci è piaciuto questo termine, ha scritto all'Accademia della Crusca e praticamente l'Accademia della Crusca ha detto, guardi, potrebbe essere che noi, cioè questo termine potrebbe anche essere accettato nel nostro vocabolario se è in uso di tante persone. E quindi ha scritto pure io, mo, a Facebook sta lettera, dice, ma che non facciamo pure un casacaruto? Che può essere, giusto, perché comunque alla fine comunque è una parola, vabbè, quello sarebbero due parole in realtà, casa e caduta, che si uniscono in casacaruto. E noi diciamo che noi alla fine questo termine lo usiamo molto per identificare una persona che non è buona, no? Che uno che non è buono lo chiamiamo proprio una casacaruto, no? Quindi un significato anche ce l'avrebbe. Io per parià ma anche un po', diciamo, anche un po' non per pariare, comunque voglio scrivere questa lettera a sta Accademia della Crusca, voglio dire così,
forse che bella e buona ci accettano questa cosa, pariamo malamente, vedremo in questi giorni. C'è Rossetto Fat, dice, non so chi, vabbè. Comunque io passo di nuovo a leggere i commenti su YouTube. Comunque siamo 70, mi fa piacere perché nonostante la problematica che è sorta dal punto di vista della mamma di YouTube, vedo che comunque siamo 70 in diretta, mi fa piacere perché mi fa piacere. Comunque, allora, Black Horror, c'era una dopo casetta vieni a Salerno, sicuramente, guarda, sicuramente vengo a Salerno, ma non ora, ma sicuramente in estate, ci voglio venire perché qualcuno me l'ha detto, poi può essere che si sembra tu che me l'hai detto, quindi stiamo soli e te quando venga a Salerno, però io voglio rischiare perché a me fa piacere sapere che c'è qualcuno di Salerno che segue, sapere i video e tutto questo e quindi penso che ci vengo. Allora, aspettate un attimo, qualcuno sta scendendo, non capisco. Allora, poi non mi iscrivete in coppa a Facebook perché veramente poi dopo vado proprio in tilt, quindi iscrivetemi su YouTube ed è meglio. Chi sette, poi ce l'ho sette fatta, l'ha già già, vabbè, torniamo su YouTube a vedere chi sa. Dicevamo, allora, che non poca rete perché ho saltato molti commenti, Pietro Casale salutami, Ture 266 saluta, Leopoldo Rimoli, c'era a poco se è fatto mezzanotte sei un grande, io purtroppo non è stata colpa mia, veramente, non ho idea, io hai cominciato alle 9:30 come sempre. Ma Giovanna Russo, ma sta live mica la fai sul mezzo casa Caruso, no, assolutamente la finiamo, facciamo sempre di un'ora perché per carità, che si fa. Little Fan, buonasera Fabio, finalmente, mannaggia Pati Zorro, addirittura non avevo mai sentito questa cosa, Pati Zorro, però non so manco se lui effettivamente, cioè non l'ho mai visto Pati Zorro, dico, però magari esiste. Ieri mi ha fatto un capello mondiale a Buccetillo, grande. Allora, per chi non lo sapesse, nella scorsa live mi stavo facendo gli angeli riposati, perché infatti mi sono ricordato che questo mitico personaggio che è Buccetillo, che è un barbiere di questo ragazzo che si chiama Little Fan, che non so come cazzo si chiama in realtà, comunque che si trova se non sbaglio sull'asse mediano, sulla nazionale, non mi ricordo, comunque un barbiere che in pratica con 6-7 euro ti fa barba e capello, veramente una cosa assurda. Infatti io voglio fare pubblicità a questo barbiere perché veramente tenono un prezzo che a più sparagnone che non esiste, quindi merita la pubblicità questo Buccetillo che l'altra volta mi ha fatto pisciare sotto. Francesco Romano, Fabio, dopo la diretta vieni su Facebook, ti devo dire una cosa. Va benissimo, ci vediamo dopo. Miki sei un grande, sembra una grande casa caruta. Deni Russo, saluti da San Giorgio a Cremano e Parco Dalia Team Cerussa e Spaccani. Grande San Giorgio a Cremano, la patria di Massimo Troisello, Arena, cose, veramente un grande paese. Allora, poi ecco, Manurek, dicevo che sei su da live che partecipo pure perché Londrino non ci posso stare. Sì, vabbè, chi sta sul live che non sta capendo niente perché l'essimo fuori Londrino e poi facciamo martedì, però poi martedì c'hanno mi smedi giù da e l'hanno fatto oggi, quindi proprio oggi in via eccezionale questa live l'abbiamo spostata al mercoledì, ma vabbè. Comunque Gianmarco Gallo, il pigiamino migliore di Napoli si era Fabrizi, oramai io non lo voglio più cambiare, mia moglie mi ha provato a regalarmi un nuovo pigiama, ma cioè, no, non lo voglio, infatti l'ho fatto cagnare perché voglio io ci tengo, io sono affezionato alle cose e quindi non lo voglio cambiare. Allora, Antonio Marzano, ma buonasera Cerri, grande, però falla di un'ora lo stesso, sì, la faccio in un'ora, è ovvio. Allora, non si stanno più rinviando, cioè non si stanno... Antonio Popolino a Storia e Petaluta, no, Petaluso, non è Petaluta, anche se comunque Petaluso cioè, fa pensare pure al peto, per chi non lo sapesse il peto è un piret, e in italiano significa pereta, no? Cioè, ma no pereta in senso della la donna a zuccolone, no? La pereta in senso la pereta che lo si fa con culo e quindi petaloso, alla fine è proprio una cimsugliatura, cioè non è che chissà che sciasci mai, sit e cose. Comunque no, sto vedendo che non so se sono collegato, sì, pensi sì, 69 spettatori vedo, quindi penso che sono... No, e tengo una paura stasera, che bella e buona su un po' diretta, perché veramente sono traumatizzato, che sono stati 45 minuti che avvicina agli asma, e quindi ho un po' paura di questa cosa. Prima chi sta a Facebook, scusami, c'ero tengo una connessione e merda, dice, peggio da me, quindi, e la live si blocca e questo colore rende cosce, questo colore rende cosce
e sta freve non capisco un cazzo, Pasco frate, a me mi dispiace se stai morendo, comunque ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, poi se ci lasci comunque ti fa piacere lo stesso, che sono qua cazzo esagerate, e quindi non è che ci dice. Comunque, Cero salutami, Lino Esposto, grande Lino, Cero su realtà a post, Gennaro Pecchia, ok. No, in realtà si vede, tutto a posto, lo vedo pure io, però non so perché, aspetta, non faccio così, faccio una buchinata, sai che la freccia così, perché non si rinnovano i commenti su YouTube, quindi ho riavviato la pagina, non so dice come si dice, riavviato la pagina, come si dice, comunque sto cercando di capire se così arrivano i nuovi commenti, ma dovrebbero arrivare a momenti, ho fatto pure la rima, a figli e bucchine, allora, intanto una faccia mi ferma, sono rimasto un'espressione così, che paro fra drogazzi, comunque, ma pure anche paro fra drogazzi anche senza quell'espressione, Patanca si chiama, Patanca 94, cioè, ma veramente sei sposato, veramente c'è sta una regina Riccasa Caruto, se si faccia la conosce, sì è vero, c'è mia moglie che in questo momento sta di là, lasciata sta perché sta tornando a fatica, sta stanca. Antonio Popolino, se dovessi introdurre un argomento per ogni diretta, tipo stasera parlammi di Pucciaccuno, no, io proprio mo, che sono sposato, che sta mia moglie al lato, mo fa parlare di Pucciaccuno, mo fa parlare, non si può, poi ci sta pure il guaglione, cioè sembra comunque, hai capito, non si può fare. Non so. Chiara Riva, appunto, io mi faccio fare una figura in me, posso farti una domanda, cos'è la cazzimma? La cazzimma è che, come dice Siani, non voglio riesce, questa è la cazzimma, perché secondo me è una massima proprio che Siani in questo modo ha chiuso, che in effetti la cazzimma è, diciamo, un po' una cosa specie della cattiveria, vabbè, ma io penso che lo sai con la cazzimma che cosa, è una specie di cattiveria, diciamo. Francesco Novillo, Fabri salutami, siamo a caffè Spisacona, ciao Francesco, ciao a tutta la tua famiglia, vi saluto. Alessio Enigma, ci raccontare la storia come quando ti scudaste le pizze. E questa storia del fatto che mai scudate le pizze è diventata proprio un fatto che mi chiedono tutto quanto, oramai cioè, quando mi vedono mi chiedono sempre su fatto la pizza, ma ci scudate, e basta, ma ci passa pure raccontare, cioè. Comunque, Little Fan, ma stu cagni location come tu sei affezionato al pigiama, noi siamo affezionati al divano con Carlino e lo stemma dell'MD attaccato al muro. Non dice che non sa perché lo stemma attaccato al muro quando stavo seduto là l'altra volta per la storica diretta che facemmo di Sanremo, una volta la mi su stemmi Carlino e quello di cosa. Se volete anche lo mettere anche le prossime volte, comunque ho cambiato location perché prima si va settato che stavo montando un piccolo video e seduto sul divano, agito fammi cagnare, fammi fare un po' buchinare, cambio perché mi fa di stare un po' di divano, si va a un'oretta e mezza a montare un video e mi ero rotto il cazzo. Allora, Lino Iovino, cioè, ma non ti posso aggiungere su Face perché dice che Face, ma chiamalo Facebook, lei Face, mi fa sentire un strunzo pure a me, che ha superato il limite massimo dell'amicizia, sì, proprio una casa Caruto, è vero, ha superato il limite delle case Caruto, sì, delle amicizie, e quindi non posso non posso aggiungere, mi dispiace. Allora, Sonny Crockett, Fabri, vogliamo parlare del sogno che ti facesti nel vicoletto? Un suono che mi c'è in due vicoletto. E non mi ricordo se sono facendo in due vicoletto. Di realtà, ricordamelo tu perché io poi cane racconti cose, poi non me le ricordo nemmeno più. Comunque, Luba e Masino, cos'è per te la felicità? La felicità è una ciocconut. No, la felicità, non lo so, sono quegli attimi. C'è quel film che lo spiega benissimo, quel film di Willy Schmidt che la felicità, che secondo me veramente spiega, crea felicità. La felicità è un attimo, no? È quando tu dici la felicità è quando, per esempio, Clementino ha hit Casa Caruto a Sanremo, perché in effetti sta veramente quell'attimo di felicità, no? E quella è la felicità, secondo me. Gianmaria Cudro, cioè fai un bocca al lupo a Carmelo domani a un esame, è importante, non fa luto, cioè Carmelo frate, io ti auguro veramente un bocca a Carlino, che è ancora meglio, per il tuo esame. Andrea Lalla, cioè sono tutti che hanno ritirato i Mars, perché Stefano Piezzi plastica rind, meno male, noi chiamiamo all'MD, si proprio netto rim. In effetti è vero, no, qualcuno me l'ha detto ieri, questa storia della Mars, infatti devo documentarmi un po' su questa cosa perché che mi fa ridere, in effetti, perché poi ci si potrebbe fare qualche battuta sopra, e quindi Dario Maestro, è vero che YouTube paga €1 ogni 100 visualizzazioni, fosse la Maronna, è vero ogni 1000, Patanca però poi dipende. Comunque Patanca 94 la felicità è quando ti regalano i babbi Natale ogni 20 euro di spesa nell'MT. Vabbè, questo è la felicità. Little Fan, fammi che ne pensi, sti cose nuove, un po' a Facebook, una bella stronzata. In effetti mi pare un po' una stronzata, come dicevano i 3-3, vabbè, ma stiamo parlando quando teneva 10 anni. Nicole
Niki Ultra 92, un giorno all'improvviso YouTube mi va a scegliere ma perché ha diretto non voleva fare, da che la bucchina, eh sì, ci sarebbe questo coro contro la grande bucchina ma YouTube, Enzo Official Tube, c'era una nonna mia, non ci crede che sono una casa caro trincello tu, signora, vostro nipote, è un palazzo fracet, lo dovete accettare perché è così, quindi signora lo accetti. Stefano Masi, te mai scapazzato o invece in altro modo? Stefano Masi è un grande assist man perché mi fa ricordare delle cose della mia vita. Infatti, appena c'è questa cosa della bicicletta, mi fa ricordare una volta, figlia nasce, cimmi caruto, non ho la bicicletta, ma veramente rischiai, anzi andai all'ospedale veramente, poi non mi facette niente in sosta, però mi cagai proprio sotto, perché stavamo con i miei amici con le biciclette, no? Perché poi, non so, quando ero piccolo io, facevo per il pallone, o per la pallavolo, o per il ping pong, o per la bicicletta. E questo periodo della bicicletta, in pratica noi tutti quanti con le biciclette volevamo fare bucchinare, no? E noi abbiamo un viale privato, stiamo sempre in due viale, no? E solo che a un certo punto volevamo fare bucchinare, questo umano mica, poi erano veramente un figlio di bucchine, e di andare fuori, che la bicicletta era arrivata tipo a Foro Rotto e poi tornare a Marete, cioè queste cose, o tipo a 12 anni, 10 anni, non mi ricordo. Comunque pigliai messi sì, e su Magnumi faceva anche ciclismo in maniera professionale, quindi era uno tutto magnato con ciclismo, era fissato e cose. E comunque nel ciclismo si dice volata, cioè la volata sarebbe quando un ciclista si mette con la bicicletta e comincia a correre come un cesso perché vuole vincere, no? Allora, comunque ci mettiamo 15-16 con queste biciclette, faremo un giro d'Italia, e ci mettiamo da pianura, c'è una discesa che porta praticamente a fuori rotta. Sì, ma all'altezza più o meno dell'università del Monte Sant'Angelo, dove ho girato una scena della parodia mia. Comunque in pratica sì, messo Magnumi, a un certo punto su Magnumi, ovviamente che la ciclista è molto più veloce di me, ma figurati, insomma mai stato veloce, però volevo fare sempre un buchinare, no? Quando ero piccino anche, soprattutto. Comunque diceva, ma fa una volata, no? Cioè, ma facciamo un po' una gara, no? Fra di noi. E diceva, no, quando mai? Come qua la gara? A così, no, però un capo mi diceva, un mo' ci riga così, è proprio un partume, un buchinare, cose e venga. Comunque, voi sai, io per un po', guarda che con il luce, così, no? Ma si scassano compito, facciamo accelerato, voglio capire, che talmente che accelerai con le gambe, e ti affondi con per in terra, voglio ma dai credere, la scetta 300.000 capriolo, come formavi più, con che t'ha tuzzato la capo vicino a tutte in macchina, che se ne parcheggiato coppola tra strada, voglio mazza, canderra, ma te tagliare, mamma mia, aiuto, voglio ma i compagni miei ancora usati questo fatto comunque una cosa assurda, o mi accetta male perché viene a bottare di rime e tu sai, a capo, i non si capisce, con tutte queste macchine e mi facevo proprio male a schiena, io mi sentivo proprio come se fosse morto, cioè mi sentivo che ci muovo a finire con passeggiare a rotelle per favore, perché cioè, io mangio stupiato, io mi sono, alla fine sono a botto, però qua piano scimmie più non si fuori, no? C'è un giorno forse però infatti quando mi è tratto i compagni mi sto guardando e sto compagno mi si ricorda ancora questo sguardo mio che io lo guardai a così volevo buchinare che volevo partire diciamo in anticipo per bruciarlo ma alla fine mi ha recettato come una casa caruta comunque infatti dice Pietro Patat questo sì dice la bicicletta non è cosa no? A me piace molto la bicicletta infatti tengo una piccola bicicletta ogni tanto esco in bici però non correrò mai più, non farò mai più uno scatto sulla bicicletta perché veramente mi mette paura, poi gli scimmie caruto, ma mi mette impresse. Comunque, Sonny Crockett, ti ricordi quando il fratello di Fortunato, infatti lui è fortunato, cioè, tu mi conosci, perché non hai capito chi sì, però hai capito che mi conosci buono, che era fortunato, sto guaglione la bicicletta. Vabbè, ti ricordi quando il fratello di Fortunato scioglieva il cane e noi dovevamo navigarci sulla ringhiera dell'acqua San Donato per non farci azzannare, non sapevamo più scappare. Non sono curioso di capire tu chi cazzo sì, perché veramente poi sai delle cose della mia infanzia, che forse si qualcuno che sta a bascio, non lo so, o lì già sto facendo i nati pure me, che non mi ricordo chi sei. Comunque, Sabatino Baiano, buonasera, c'ero cosa pensi della religione? Ma che che ne sai, che ne penserai? Comunque, Andrea Viscardi dice, ma cagami un cazzo, sbaglio o stasera non ti ha fatto la solita chiamata? Sì, mi ha chiamato quando stavo su Periscope, su Streamago, perché per chi non lo sapesse,
si può usare perché hai dato sangue a pressa a me stasera. Io ho provato a fare una diretta su Streamago, che è una tua applicazione dove si fanno le dirette, e chi lo figlia Bocchini è stato cazzo, mi chiama pure un coppa Streamago, una cosa che non sapevo si potesse fare, cioè no, su Streamago, mi ha chiamato un coppa Facebook mentre stavo su Streamago, e non credevo si potesse fare questa cosa, chi lo figlia Bocchini c'è riuscito, mi ha fatto piacere. Quindi forse la sua chiamata già c'è stata, non in questa diretta, ma in quella di prima. Ma comunque la diamo per buona. Anastasia Amnesia, c'è un grande ricevere, si mi saluto, sono Daniele Civalle, di Buscatria c'era, facciamo 5 euro, però Elio De Rosa, cioè, ma quest'anno ci sta speranza di vederti al Carsten Boffi di Caserta il 9 ottobre. Guarda, ma non compro il 9 ottobre, quindi stai dicendo passa pure l'estate, stai dicendo passa, e che cazzo, e che maro, ci venga pure, caso, ma a Caserta è un po' difficile, però comunque Antonio Cuo, c'è un caro, ti devo abbandonare, devo andare al lavoro, un abbraccione alla prossima. Antonio Cuo, ti voglio bene pure il buon lavoro e ti ringrazio di essere stato questa sera qui con noi. Emanuele Consiglio, qual è la cosa più costosa per te dell'MD di Casa Caro? Risponde e saluto. Guarda, immagine, so solo che l'MD stava vendendo pure le macchine cose, in televisione, con Catucaz, quindi sono le cose sono un po' più costose dei prodotti alimentari, ovviamente. Giovanni Sanna, dicevo forse di Pressero, ma non posso passarci su Petaloso. Sì, su Petaloso sì e Casa Caruto no. Diamoci da fare, vogliamo questo termine nel dizionario. Allora io scriverò questa lettera all'Accademia della Crusca perché non tengo niente da avere, perché tanto quando poi faccio le risate, che loro potranno rispondere non so come, ma io ce la scrivo veramente, perché secondo me Casa Caruto è un termine che oramai usiamo in tanti, e tiene pure un significato, perché a parte che ti regna la bocca in una maniera spettacolare, proprio come proprio una casa Caruto, no? A me mi piace, e poi c'ha anche un significato bello, perché tu quando sei una casa Caruto mi capite quello che significa, ma io lo scriverò bello in italiano e vedremo che succede. Andrea Viscardi, dice, qual è il tuo primo ricordo che ti viene in mente se ti dico Lorem Ipsum Dolor è un aggiunto buono, come si chiama? Lorem Ipsum è un programma, fa sempre civa. Sabatino Baiano, i portano un fierro cavallo con un curlicil a Pisa a vicina e spero che mattina un diavolo non sa vicino, spero in da short, spero che mentre sai che si scala con molto, nel frattempo nel frattempo mi vatte che short, spero che non mi viene a trovare, poi sì mi fa leggere comunque Andrea Biancardi e se Antonio va a faticare, io vado a dormire, ma già rimane a scuola. Buonanotte anche a Andrea. E fanno, vabbè, però posso poter tu schiatti un bello caffè in capo, ma serie proprio tu hai docce di caffè più tardi. Comunque sono Emanuele Grimaldi e Buccetillo stanno occupazionale a Tavernova. Quindi Buccetillo, il famoso barbiere di cui parlavo prima, per chi non lo sapesse, è un barbiere che si piglia tipo 6-7 euro e ti fa la barba e i capelli a 6 o 7 euro, cioè hanno un prezzo improponibile qua, perlomeno a pianura, però cioè, poi vedi come ti fa, ovviamente comunque sulla Tavernova, a Tavernova, come cazzo sia, lo trovate. La Lella, siccome l'anno passato la Cestra Marcuzzo faceva la serie a Casa Caruso, sarebbe entrato nel vocabolario italiano, amo, cioè, entriamo o non entriamo nel vocabolario italiano, cui adesso ora mi uso da un termine che noi usiamo e che credetemi che veramente in parecchi lo stanno usando, perché a me ti vedo che belle pure mi mandano conversazioni, mandano gruppi WhatsApp che si chiamano Casa Caruso, dice Casa Caruso, c'è un termine che si è espanso veramente a macchia d'olio, quindi noi già lo usiamo, poi ci passa un cazzo, accettano, magari in tuo vocabolario fosse proprio una capata assurda, cioè si passa veramente a storia, perché noi già siamo della storia, no? Dopo il fatto di Clementino, ma si facessero piezzi chist veramente arrotassimo. Comunque, Francesco Veneruso, a questo ora vanno tutti a dormire, siamo solo i fedeli, proprio, ma noi lo sappiamo che questa è una live fatta di grandi fedelissimi innanzitutto, poi ci sono stati degli occasionali, ogni tanto vengono a trovarci, ma noi li accogliamo a braccia aperte, perché poi non è che uno ogni tanto dice, ma chi cazzo te sapeva, ho scoperto ora, quindi posso venire o dico mi considero un occasionale. Sì, ti considero un occasionale, però comunque mi fa piacere che mi hai scoperto, quindi sei il benvenuto. Quindi magari siamo un po' più perché abbiamo assorbito, abbiamo acquistato, non lo so, abbiamo conquistato parecchi occasionali che stanno diventando piano piano diventeranno case cadute a tutti gli effetti, quindi alla fine siete benvenuti. Comunque, Matteo, c'era che cos'è quella cosa nera sul muro
avessi, no? Perché questa è una cosa che mi dicono, mi dicevano all'inizio quando io facevo il diretto, praticamente dicevano sempre che c'è stato qualcosa di tu, Muri ci credevo, ma ora non ci credo più. Stefano Masi, in auto per colpa degli sbirri, in un giurato mi è venuto a fare 89 euro a multo in decorna da sola, addirittura. Pietro Patat, quasi dicevo, io sono nuovo, però sono già fan da tempo occasionale, ma cucciolone, addirittura cucciolone, non lo so, cioè, da occasionali ad abituali, sì, in effetti, perché poi l'occasionale si trasforma in abituale e poi entra proprio a far parte della casacarutaggine, no? Del casacarutesimo, poi a un certo punto vi dovrò anche battezzare, poi c'è a giocare con Carlino, ma ci mette la spada, D'Artagnan, no? La spada in capo, troppe spalle, vabbè, ma quello sarà una cosa che faremo. C'è in generale pecchia, c'è sta pure qualcuno che va a fare spesa all'MD che a mezzo sta mi ci accorto. Ecco, ma chi dice, caso tutto quanto credo che andate a fare la spesa all'MD, ma ci mancherebbe perché sennò chi va caccia proprio. Allora, ma secondo te Carlino questa pillola blu, Antonio Viscardi che addirittura mi ha messo proprio il disegno di questa pillola blu che non l'ho mai visto che si potesse fare a livello di commento. Pensi sì, con la Carlina House. Maria Giovanna Russo dice, ma fai una pulizia degli amici, se non tieni meno gli amici non si una vera e propria casa caruta, ma tu se non tieni a me non sei una vera e propria casa caruta, ma io ne posso fare pulizia, voglio perché cioè, metta a fare pulizia dell'amicizia, non si fa, è una cosa costumata. Già, a parte che a me mi cancellano da soli, cioè io in realtà io avrei 5.000 amici, ma ogni tanto vedo e su 4.997 perché qualcuno mi cancella. Qualcuno che sicuramente è un palazzo infracedato, perché? Perché quasi sicuramente è lui stesso che mi avrà chiesto l'amicizia a me, perché? Perché io all'inizio che avevo Facebook ho chiesto pochissime amicizie, poi anche 4-5 amici dei miei, poi basta, non ho chiesto amicizie per nessuno, poi dopo mi hanno chiesto loro a me, quindi al 99,9% è qualcuno che mi ha chiesto l'amicizia e poi me l'ha luata da booking. A tanca 94 l'MD tiene tanto a numeri pezzotto sparagnosi e poi quando mettono i prezzi di vacanze ti scusano. Scusami il pack. Comunque la prima diretta, ma sono Casacaruta, autodidatta. Saluto un po' battezzata perché mo un risung sempre qua. Grande Patanca 94 che ha fatto anche la rima. Sei il benvenuto Patanca, pure perché c'è un nome che chi cazzo, Patanca, che cazzo, un bel nome che... Vincenzo De Lucia, grandissimo, mi innamoro dal primo giorno che sono nato, ho difeso il tuo nome ovunque sono andato, ovunque sono stato, un giorno all'improvviso sparagnato, a faccia con ad e me lo avevo una casato, grandissimo, lei MD, veramente Vincenzo De Lucia è sempre uno che mi sorprende con le sue rime, con le sue con tuo padre che la faceva un discorso sulle ASTM e cose. Danny Russo fa prima come mai Frank non sta facendo più video da molto tempo. Io, allora Danny, tu sicuramente avrai penserai che Frank è quello col pelato, che quello è il mio cugino Francesco, ma non è Frank è Nat, però io questa storia purtroppo non finirò mai di raccontarla perché già sta niente da fare, l'ho raccontata tante volte per far capire chi era Frank, ma ogni tanto l'ha già raccontata a volte. Lui non è Frank, quello è Francesco, mio cugino, e non sta facendo i video con me perché è impegnato un po', cioè lui va davanti e indietro dalla Sardegna a Napoli e quindi non c'ha più il tempo libero di prima. Allora Fabrizio, c'è c'è Roberto Callina a Londra, ti manda i saluti, che Booking sta tutto abbronzato, nire, addirittura anche a Londra, vabbè, ci stanno i Antonio Viscardi, ti posso dire una cosa che ti farà venire molta ansia? The Champions, mamma mia, c'è la da sera, c'è la Champions League e praticamente stai facendo qualcosa sul computer e senti questa canzone, guarda, nonostante siano passati anni, oramai non vado a scuola da non so, 40 anni, però mi fanno sempre che l'ansia goal del fatto della scuola, perché per chi non lo sapesse, ma io scrissi anche su Facebook, ma lo raccontai pure, questa musica mi faceva innanzi a un gol esagerato, perché ai tempi della scuola io arrivavo la sera che non avevo mai fatto i compiti, però mi volevo vedere quello della Champions League, e se tipo The Champions, questa canzone mi ricordava, no? Fatta ne fatti i compiti, allora Maronna, mi è rimasto sul ricordo in capo, e quindi un po' traumatico questa canzone della Champions League. Vabbè. Vincenzo De Lucia, a proposito, io mi sto Ravenna la sorsetteria nel centro commerciale azzurro, offrì sorsetto ai primi 100 guadagnatori, PS un saluto da Maria Cristina Uoglio, che ho salutato prima nella diretta estiva. Cioè veramente quando Vincenzo De Lucia disse questa cosa della sorsetteria, cioè i capetti che siamo dinanzi veramente a, cioè, che voi che fate i commenti, siete proprio, cioè, sono veramente a sfravacatura in confronto a voi, perché voi facete cose esagerate, cioè,
magari io vi faccio ridere, però voi mi facete proprio pisciare sotto a me, lo sa, che io me la sono proprio immaginata questa sorseglia, mi sono immaginato questi cartoni di vino avvocati vicino al muro, che tu primo bottone, che sai, no, caro su piccolo sorsetto di vino, per chi non sapesse il sorsetto è un pezzottolo tavernello, è un vino che vende l'MD. Comunque, Gianmaria Cutolo ci spiega la storia di Magno Omega della Manduria, si chiama Giovanna, che si pensa che io avevo vino, perché una volta dissi che mi piaceva questo vino Manduria, poi un po' sono passato per un ubriacone, anche se io non bevo mai. Vadaci memorina, a facessi che cazzavo la coppa a bicicletta, si fece veramente un volo, una coppa a bicicletta esagerato. Fabrizio si chiama questo. Comunque sei un grande, metti allegria e ci fai scudi di pensiero, fa prima tu. A parte il fatto che mi piace che ti chiami Fabrizio, che è un nome mio, che è un nome bello, mi piace assai, diciamo proprio un nome dove grazie cazzo, no, se mi chiamava Marcello, per esempio, non disprezzando chi si chiama Marcello, ma Marcello è proprio un cessi nome, poi ce ne sono anche di più cessi, però Marcello è proprio un cesso, anche perché Marcello, una volta mia mamma mi disse, no, io tu li chiama Marcello, ma no, se la Maronna mi chiama Marcello, secondo me la mia esistenza sarebbe stata diversa, perché un nome... Comunque, Massimo D'Antonio, ce l'ho fatto caso, tutto quando uno c'è Roberto Carlino, però se ci domandi chi è nessuno sa, tu saprai chi è. No, perché oggi solo ha fatto una discussione con uno coppa a Facebook, forse, mi ricordo, che diceva, ma chi è Roberto Carlino? Ma come chi è Roberto Carlino? Sono 40 anni che fa che lascia scimmie pubblicità nella televisione, chi è Roberto Carlino? E che mi sei? A parte il fatto che è il nostro Dio. Comunque, Little Fan, ce lo sentiamo poco, ma allora, mo vai, quando a furore fino alla California a battere le YouTube, seriamente, non fare più video quando... Come no? Io lo spero, quasi sicuramente sarà così, ma non ora, in estate spero di andare a fare qualche altro viaggio con furore, perché pariamo e ci divertiamo, mi fa farli, ma pure a lei comunque. Emanuele Consiglio, racconta il fatto del tuo primo motorino che faceva un rumore assurdo, oppure il fatto delle pizze che ti caderono, che ti caddero casomai dal mezzo. Ma giusto che si racconta sempre questo fattore pizza magari ho fatto un modo di fare il rumore, l'ho raccontato poche volte in effetti, però già l'ho raccontato qualche volta, ho fatto questo modo di fare il budello che è una cosa esagerata, poi la già fanno video, non posso farlo in effetti. Raffaele Giuseppe Sabatino, è meglio stare in live con te che vedere la TV, ti mando un saluto dagli amici della mia classe che mi hanno pregato di salutarti perché ti ho negli amici di Facebook, così grossi c'ero. Salutali pure a loro, anzi se mi dici che classe sono, ci facciamo un bello saluto live. E no, fa piacere che addirittura c'è questo fatto per una cagata, però anche io uno mi capita, me le vedo più volentieri della televisione, perché la televisione mi ha scassato un cazzo, a meno che non sia qualcosa di bello, di interessante. La televisione mi ha scassato un cazzo, perché poi fanno sempre pubblicità e fanno sempre stronzate, cioè la fanno bocca a chi da morta, lo c'ha la mamma magna, noi internet veramente ce la mamma magna assisci. Comunque Little Fan, parliamo un po', scriviamo tutti i nomi più brutti, per esempio come brutto nome Renato, il papà di mio padre si chiama Renato, e in effetti è un brutto nome. Sì, mi piace questa cosa, proponiamo i nomi brutti. Comunque Renato è brutto, a parte perché è mio padre, potesse dire no, è un bel nome, Renato fa proprio schifo come nome, non so, o perché mi si chiama mio padre, a lui, quando viene un guaglione che si chiama Renato, dico, magari chi si pada, ma cioè, nonostante chi te ne riesce no, immagino a patto. Allora, rimane questo non mi vecchi, vabbè, in Cesare Lucia ce l'ho si fatta, un quarto di sorsetto o una lampadata, tra i russi non faccio, no, guarda, la prima cosa sto russo, forse russo che sto parlando, ma non sto russo, che anzi, ma mi sta parlando, non me la faccio, è un sorsetto magico, Raffaele Giuseppe Sabatino, a terza A della ragioneria, Don Lorenzo Milani di Gragnano. Allora, veramente c'è solo vino buono, mo c'ho fare una cosa fatta apposta, però. Comunque li saluto a tutta la classe tua, Onofrio, vabbè, Onofrio c'è, Maria Giovanna Russi dice Onofrio, che è veramente il top, proprio Casimiro, ne vogliamo parlare, Casimiro, io mi suicidasso, veramente. E chi è stato, boh, Sabatino, io mi chiamo Sabatino, in effetti fai schifo proprio, veramente, su nome fai schifo. Pacos, Casa Fresh, leggi su Facebook, ora Maggiaia Cucca, comunque nome brutto, Fabrizio Cerone, chi la voce, bello Pascale Passawai. Alessandro Russo, wow, un nome Matteo, wow, che nome, ma no, Matteo è un bel nome, in effetti, non è. Ho Renato, dice Massimo, io mi chiamo Sabatino, c'è Lorenzo De Angelis, cioè a proposito di pubblicità, ma lei parodia delle pubblicità non le fa più, e guarda, questa è una cosa che mi chiedete spesso, io non le farò, poi non le faccio mai, perché qualche volta mai non sfizzo li fa, però poi non sa,
mezzo i cazzi, cioè, Davide Daniele, ce lo tengo amici a cena domani, faccio più bella figura col sorsetto col tavernello, ma assolutamente col sorsetto, perché il tavernello fa una figura in merda. Con sorsetto invece, sai, ciao, magari non lo conoscono e quindi alla fine diciamo, tavernello, no? Ora è risaputo che è novina che è proprio cesse, capisci? I sossetti ancora non lo sanno, è un cess, ancora non lo sanno, quindi magari ti giochi questa carta. Antonella Lella, ti hai mai azzannato un morso cocca animale? Hanno questo Stefano Masi. No, sinceramente no, sono sempre andato abbastanza d'accordo con i cani, con i gatti, poi ci sta più, questo no, sono sempre d'accordo, no, non mi metto paura. Lì te fa Don Renato Cerrone a sto punto è meglio Bucciarella, comunque ci stanno certi nomi brutti come Sebastiano Alfredo, sì, Alfredo pure è brutto. Sebastiano, ma Alfredo, non so faccio Alfredo, non mi piace. Comunque Bucciarella è veramente un grande, io non so poi che cazzo significa Bucciarella, se ce lo spieghi, Bucciarella, magari boccetella, magari, cioè, non lo so, spiegami perché mi incuriosisce. Fabio De King, grande Fabio di Fusco, voi Fabio sono venuto tardi, sì, facciamo un da Buccetil, oramai Buccetil idolo di questa diretta, delle ultime dirette, Buccetil, che si scama Vanessa a gli capelli al twist, anche per provare, non per tradire il mio barbiere di fiducia, ma proprio per provare, perché comunque Lucio è fantastico, dice Anonymous, e forse sarà il tuo nome. Allora Lucio non è male, Alfonso di Gazzetta, vabbè, Alessandro Rusma, il nome è Ugo, vabbè, Ugo è proprio veramente Ugo, è particolarmente brutto, cioè Ugo non si può sentire, perché sarà Fantozzi, sarà Ucessia, comunque Raffa Super Sandro, Super D'Alterio, Super Sandro, salutami, lo saluto. Matteo GM ce lo sa pure frate i crocchetti d'ascensore, ho fatto i crocchetti d'ascensore, cazzo vi ricordate cosa che racconto, però che mi fa piacere, cioè quando facevo i diretti mi cacciate fuori sempre queste cose che vi ho raccontato della mia vita, ho fatto i crocchetti veramente è particolare. Comunque Gianni Omega si è dovuto fare un bicchiere di Manduria, ma non ce l'ho, come cazzo mi faccio dire, ma lo sarei fatto pure. Pacific DJ, sei l'idolo di mio padre, issi sparagno tale quale attivo frate, grande, veramente, ma padre da capito tutte cose, sarà perché oggi ho 33 anni e dopo che le economie casalinghe le devo vedere, quindi io è così, quando voi avrete anche voi qualche spesa, vedete come mi sparagnate pure. Comunque lì è fan, Bucciarella di dominio pubblico, comunque sinceramente non sto a manchi, perché lo chiamano Bucciarella, lo chiamo pure io. Forse è perché fanno un caruso troppo bello, ecco pure io volevo dire che non ho voluto fare, perché poi dall'etimologia della parola Bucciarella, no? Bucciarella significa boccetella e boccia, diciamo, in romano, ma forse pure fuori in qualche paese di Napoli, la boccia significa quando uno si fa un mellone, no? Noi ci mellone, però magari in qualche paesino, non lo so, si dirà la boccia. A Roma sicuramente si dice la boccia, perché ti sei fatto la boccia, si dice così. E quindi, secondo me, sai, su paesi di Caserta, non lo so, sono un po' tendenti al romanesco rispetto a Napoli, e quindi forse che stai a Roma, ci fatto proprio una burdello. Una White, tu sai che mi vede a tutte parti, questo nome di una White, cazzo, eccetera, eccetera, tu volevi ricercare il sistema più grande da casa caduta di tutti i tempi. Si più case cadute, tutte le case cadute nell'80 con il terremoto. Salutami, ti saluto, di una White, gli hai fatto una pizza per Clementine, ma ti saluto. Iena White, se mi sbaglio, tengo pure un po' a Facebook, perché non mi sbaglio, ti chiami Antonio, vediamo se ho indovinato. Comunque Eddie Velotti, MDLD vaga a tutti i discount, sì, vaga solo i discount, no a tutto, vaga solo i discount. Gianni Omega, Ubaldo, come ti sembra? Mi pare veramente un cesso. E conosco anche una persona che si chiama Ubaldo, anzi due, una si fa chiamare Baldo, è nata proprio Ubaldo, cioè proprio veramente. Comunque, Sonny Crockett, ma stasera non c'è lo sceneggiatore ufficiale della live, vale uno o la di tanto, domani giustifica, hai ragione, però dobbiamo anche essere, come dire, misericordiosi, perché oggi è mercoledì, noi raramente abbiamo fatto una live di mercoledì, quindi lì con Bassono, cioè, o lunedì o martedì, e il mercoledì non possiamo pretendere le sue sceneggiature, che scusate, a me ogni tanto che mi fermo. Massimo D'Antonio, a Teramo dicono coccia pelata e com su Cafuna. Beh, ognuno ha le sue. Comunque, 54, cioè comunque quando avrai dei figli, come li chiamerai? Io se ne avessi due li chiamerei M e D, questa è anche un'idea, io penso che lo chiamerò
uno Roberto e un altro Carlino. Antonio Viscardi, 7,5 da Domat e 1 miliardo da riscattata. Grande Antonio si ricorda una vecchia parodia, Noi stiamo inguaiati, che era una parodia dei One Direction che abbiamo fatto anni fa. Gina Lungo, Lavinia come la vedi? Io so che tu... lo so perché mi hai detto questa cosa, che Lavinia come lo vedo, bello, molto fine. Antonio Popolino, ma stucca canne sotto, aspetta 5 minuti a già fare uno strunzo, ma vai tranquillo, sto facendo io strunzo a un'ora e mezza, figurati se non può fare tu. Sabatino Baiano, ce lo conosco, il figlio del proprietario dell'MD Principe di Quarto, casomai chiama a me. Sì, io ebbi anche una mezza tarantella, quiz, però tutto a posto, alla fine tutto bene. Saluto a mille, Susiend. Deni Russo, Fabrizio, ti vedo dimagrito parecchio, stai forse seguendo una dieta? Bella, questa domanda così seria, così cordiale. No, in realtà non sto seguendo una dieta, qualcuno mi sta dicendo che mi vede dimagrito, ma sto mangiando un po' più a casa caruto, in effetti, un po' così, un po' un giorno e poi mi mangio poco, e poi sera mi scamazzo, e come sembra essere qualcosa che ti fa dimagrire. Comunque, Vincenzo De Lucia, il tavernello è spirito, il sorsetto è 100% acqua scagnata, a differenza c'è sta. Comunque, Bucciatello è ufficialmente invitato all'inaugurazione della sorsetteria, special guest, grandissimo Vincenzo De Lucia, ha invitato Bucciatello per l'inaugurazione della sorsetteria che non so dove aprirà, non so quando, ma io spero veramente di essere anche io ospite di questa sorsetteria, veramente voglio essere il primo a stappare un cartone il primo brindisi voglio fare io con sorsetto, me lo devi permettere perché veramente ci tengo. Dario Maestro, supporti l'MD anche perché ha la sede principale in Campania, comunque un bel nome è Patrizio come fondatore dell'MD, in effetti il fondatore dell'MD si chiama Patrizio Podini, quindi Patrizio però a me mi sembra scagnato, no? Perché poi quando è piccino, come ti chiami Fabrizio? Ah, Patrizio, no, Fabrizio. Ah, Maurizio, ma no, Fabrizio, e chi ci fai? Comunque a me mi sembra confuso con Maurizio e Patrizio, proprio quando sono piccino, oppure se sai, gente che stanno a sentire pure un nome, no? Allora poi ti chiamano Patrizio, poi dopo chiamano come tu. Comunque, però mi piace Patrizio, cioè, Patrizia sì, ma Patrizio no. Litter fan, ma mai come un patro compagno mica si chiama Nazareno, no? Wow, barba e capello e sorsetto 7,50 € ti passa paura, offerta micidiale, che veramente, guarda, poi dato un barbino un bello sorsetto non sarebbe male, perché poi, sai, su tutto maschi, si parla, almeno dove vado io da barbiere, i pod mi spassi pure dagli capelli, perché a là pari, e quindi sarebbe bello una offerta simile, sarebbe molto bella, 7,50 € sorsetto, taglio e capello, barba e capello. La Giovanna Russo, il padre di un mio amico si chiama Calogero, si chiama Cristoforo, e che nome, voglio che nome, cioè, allora, Cristoforo, oddio, fa schifo, Cristoforo, a parte così Cristoforo Colombo, c'è stato uno che teneva un garage a Cabaci, si chiama Cristoforo, con parrucchino in capo, quindi non ho bei ricordi dei nomi di Cristoforo, cioè, comunque Davide Daniele ci ho trovato di discount Super Albi dove stava all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, un nome più bello è Procolo. Allora, Procolo è proprio, se non sbaglio, il protettore, forse, il santo protettore di Pozzuoli, oppure di, non mi ricordo, è una parte là. No, il Procolo veramente si può sentire, con tutto rispetto, ma non si può sentire. L'Interfane, sì, pure a Bucciatella si pare di vecchie e a gioventù. Comunque, un altro brutto nome è Clemente, e Clemente pure brutto io. Non lascia stare questa Clementina, però Clemente non si può sentire. Antonio Viscardi, la parodia di The Story of Life e da Oscar è sempre stata una delle mie preferite, ma c'è qualche altra parodia in arrivo, c'è Roy. Mi piace che la Story of My Life è una parodia che ti piace, quello che è una parodia che cazza, cioè forse diciamo non proprio eccelsa, però è un argomento abbastanza vero, no? Fatto lui, no? Che la gente comunque sta magnata, io quando, ecco, però non faccio caso, ma proprio si facciamo immagino i buff, ma ci fa barba, no? E questa che si facciamo i buff, ma la finitura. Qualche parodia in arrivo, no, in realtà no, perché uno la stai facendo, ma l'ho raccontato già svariate volte, ma non sono state cazzo da fa per mezzo della routine, che è una cosa che parlava dell'inverno, ma l'inverno non c'è stato, e quindi la parodia è rimasta incompiuta, non era mai successo prima d'ora che una cosa rimanesse incompiuta, ma purtroppo l'inverno non è venuto e stava di non si può fare. Fabrizio, a marzo aprono un MD al centro di Londra e tu giuro, Adamo di Roberto Callini. Io pensavo avessi facendo, per un attimo io sono così sognatore che poi ci credo. Francesco Romano, che te ne fai di Orazio e come nome, come nome femminile, ma
Vanessa, sono due nomi che fanno rima sia col cazzo che con la fessa. Raffa Super D'Alterio, quando leggo un nome tu mi viene Super Sandro, preferisci Casato o Casato te? Guarda, sincero, preferisco la Casato te, ti dico proprio la verità, perché a Casato Col, ma faccio la puttana vergine, però la no, vabbè, forse ne abusai, aggiungo 3 o 4, no, 3 o 4 in 3-4 giorni, piccoline, ovviamente, no, a cosa, e mi facevo male tutto qua, mannaggia la puttana, ma non lo so se era la causa, era caduto, però può essere. Invece la casa da te, nonostante sia acqua, zucchero, perché penso che però la ricetta si scende proprio in amore, in estate, provatela, guarda, la metti due frigoriferi bella congelata, perché ha da essere congelato, che cazzo vedi, perché secondo me sta a livello degli altri tè freddi, poi fondamentalmente. Sabatino Baiano Fabri, la mia bisnonna mi chiamava Clementina, mio padre Agostino, e io Sabatino vivo un po' con famiglia Caruto, ma serie, cioè, non c'è un nome che sia, diciamo accettabile. Chi è qua? Lorenzo De Angelis, Suaiunom, Chiuri in merda, comunque resta Genoveffa. Ma Genoveffa, io pensi Genoveffa, secondo me è una leggenda che le persone si chiamano veramente Genoveffa. Secondo me sono nomi che esistono soltanto sul calendario e secondo me ne esistono in vita reale perché c'è un coraggio a chiamare una creatura piccerella Genoveffa, voglio cioè, io non credo che nessuno abbia questo, questo coraggio. Comunque, Stefano Masi, hai mai rischiato di essere arrestato? Sì, non pare molto, e non lo voglio manco raccontare perché veramente è una cosa che alla nemici destra morto, veramente, quindi è un ricordo abbastanza negativo. Comunque, capo fa ridere, se io racconto fa ridere, ma mi ci fa sicuro raccontare perché c'è questa cosa, una live solo per questo fatto, quindi qualche volta lo racconterò, ma non questa sera. Comunque, Vincenzo Lucia, il brindisi ufficiale della sorsetteria sarà Aiza, 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 Cala, 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 accosto, 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 l'MD e a Via Nost. È un un grande brindisi, ovviamente. Allora, Patanca 94, cioè, come ti vedi tra 10 anni? Io spero di vederti più nero di Carlo Conti e della Choconut a presentare Sanremo. C'è posta per te e pure un grande fratello. Barbara D'Urso e Roberto Carlino ha presentato tutti i casi Caruto Paese. Sarebbe un onore per me anche presentare solo uno di questi hit tu. Fabio De King, Ipazio, come pugliese non si batte un mio amico appunto pugliese, si chiama così e quando ci pensa se volessi tabasci. Ma io mi faccio meraviglia che non sei chittato già a Bash, anzi io mettessi 2 o 3 guardie giurate vicino perché se no io prima o poi si suiciderà perché Ipazio veramente non l'ha manca mai sentito e un nome troppo schifoso. Raffaele Giuseppe Satino, vogliamo parlare anche di Eleodoro addirittura. Io non credo che esista un nome che sia veramente Eleodoro, guarda, io penso che l'ha inventata perché Eleonoro, no, Eleonoro sarebbe proprio il top, ma non esiste. Secondo me. Comunque Andrea Rega, mia nonna mi chiamava Andreo, perché Andrea finiva con la e quindi per lei era femmina. Nonna Caruta, sì, in effetti poi le persone anziane ce la fa capire che Andrea è un nome maschile poi fondamentalmente, anche se finisce con la, ma stiamo parlando proprio del 1900, non peggio di nonno. Francesco Veneruso, dovremmo fare il countdown, mancano 5 live alla numero 100. E in effetti siamo alla 95esima live, ogni volta che metto che organizzo la diretta vedo questa cosa e di cazzo, 95, 96, 90, fra poco andremo alla 100. Infatti, datemi delle idee per fare una 100esima live un po' più particolare, sì, all'MD, che abbiamo dichiarato già di volerla fare all'MD, ma non è facile perché poi la fa con Periscope e qui non sarebbe la stessa cosa di YouTube. Ok. Andrea Viscardi, Egidio pure non è male, Egidio è proprio un bello, secondo me, perché è un po' serio, un po' serioso, no? Allora, ci sono dei nomi che secondo me quando cresci vanno pure buona, ma quando hai 3 anni e ti chiama Egidio, è un po' strano, che io ci vado a studiare, come ti chiama Egidio? E dice, magari, cioè, chi no? Invece tu quando è Egidio, piacere, però quasi piccirillo, Egidio, no, e non mi piace. Comunque, se sta fa, tipo uno quando è piccolo si chiama Francesco, per esempio, no? E poi quando cresce si chiama un nome chilulato. Se sta fa su sta legge, valutiamo. Little Fan, cioè comunque senza barba non ti immagino proprio. Però nel caso sai dove devi andartela a fare, ma raccomando, comunque voglio Filomena, comunque voglio Filomena e Concetta, non so, vabbè, Filomena e Concetta sono nomi oramai di commedie,
teatrali. Roberto Vasaturo, la storia più divertente è quando sei fuggito dal call center, grandissimo, sì che lo fui pure, che cazzo, non hai sapete tutto quanto, oramai le mie storie della mia vita, queste qua le sapete tutte. Vincenzo De Lucia, mia nonna si chiama Giuseppa, pure se a chiamo Peppa, comunque ucesse, veramente, ma ne manca, guarda, ne manca nemmeno che questa cosa sia vera. Comunque, Lorenzo De Angelis, è vera la storia del call center, è fenomenale. Sì, la storia del call center è veramente bella perché cioè, io non so manco se sono stato in grado di raccontarla bene quando l'ho raccontata perché c'è sta un'emozione, cioè non so perché secondo me è capitato a tutti di qualche volta. Secondo me sì, perché io quando racconto questo con qualcuno mi dicono sempre sì, però pure a me mi è capitato cioè, di scappare dai luoghi di lavoro che non si, a uno si fa sì, quando eri piccolo, sai quanti lavori una cagnata, allora sai quando è piccolo, per me scappa dai posti di lavoro, anziché chiedi vicino a quella persona, guarda, mi fa sì, non voglio faticare, mi piace il suo lavoro, allora tu fai un cane pecora e magari che sai, un compagno mi raccontava che pure lui una volta si incoppano una pizzeria, non mi ricordo che cosa, e quindi poi se non fui a coppa sto lavoro, scusa la sigaretta, comunque poi se non fui e ci schiattiamo in a te due perché poi la storia era simile che ho posso far attaccare del call center. Comunque, Maria Giovanna Russo, ce lo fai ogni settimana un contest che chi è più attivo sia nel proprio che nella pagina vince e per premio lo aggiungi agli amici o è il primo che saluti nella live. Che dici? No, non è male. Però diciamo che non è male, ma non è manco chissà quale grande idea, voglio dire. Allora, fa una cosa, perché io so che tu vuoi essere aggiunta, tu praticamente non me lo ricordi a me, perché come ti ho detto prima, come ho detto prima, e spero che hai sentito, ogni tanto mi cancellano, ma molto spesso, ogni 2 o 3 giorni qualcuno mi dice, quindi tu ogni 2 o 3 giorni ricorda a me, dici Fabri, ma se fosse liberato non posso dall'amicizia tu, e io veramente io piglio e ti aggiungo, perché quello capita che mi cancellano e io posso aggiungere qualcun altro, quindi perciò è inutile affondare queste cose. Comunque l'Interfaccio, comunque immagine informata, Bucciatiel si chiama Salvatore, ho appena chiesto a mio fratello ricordando i Tio Babello di quando ci facevamo il doppio taglio, sì, perché poi a Maricella e Chell, come tu mi dicessi l'altra volta, Bucciatiello, che taglia i capelli a 6 euro e ti fa pure la barba in questi 6 euro, ovviamente non è che ti fa un taglio fashion oppure chissà quale taglio alla David Beckham e roba, no, ti fa doppio taglio, perché poi non puoi, tu dici che cazzo, ma poi dipende che uno con 6 euro, che vai che ti fa capello alla Balotelli, no? E ti fu doppio taglio perché ti sta. Comunque, Antonio Napolano, libero, un altro nome che non è nome, è Nusfregis, in effetti libero, è anche un nome di origini, credo, pugliesi, e non è ben no. Comunque, vabbè, si può. Anonymous dice c'è Eustachio e Felice, caldi su sparava, Felice, guarda, stiamo fanno tenerezza, si chiama Felice, un po' mi ha sempre fatto tenerezza, non lo so perché, però è Eustachio veramente, cioè, no, io non credo che possa esistere qualcuno che si chiama Eustachio, veramente, seriamente. Almeno oggi, in questa epoca. Comunque Gina Lunga aveva un criceto che si chiamava Ataulfo, me lo diedero già che si chiamava così, vabbè, ma i criceti ci facciamo, perché se tu dici, cioè, il criceto pure se lo chiama Juan, io non credo che si gira, cioè che ti sta a sentire, figuriamoci se lo chiama Ataulfo, penso che te la pure un borso. Comunque, sabatino bene, me ne sono scappato dal cinema e stavo con la scuola. La professoressa mia mi ha chiamato un look in capo, ma stunata. E beh, se un figlio di Bucchina allora, per raccontarmi questa cosa, vuoi sentirti un figlio di Bucchina, io te lo dico, se un figlio di Bucchina. Allora, Fabrizio si chiama, viene a fare un video a Londra, pariamo, ma magari, e non è che io non ci ho mai pensato a questa cosa, ci ho pensato anche molte volte. Londra è un poco troppo carestoso per uno spadagnatore come me. Ci sono venuto pure tante volte a Londra. Cioè, Stefano Masi, come stavi per essere arrestato? Io te l'ho chiesto apposta, non cioè, non mi fa serio lo raccontare che è una cosa veramente occupo da racconto, ti prometto che la racconterò, ma non questa sera. I fantallenatori ignoranti, che ne pensi del nome Sabatino? Sta uno con la Treus sta dicendo che si chiama Sabatino, in effetti veramente si chiama così. Io veramente sono, cioè, voglio bene, sono come se lo, cioè stringiamoci con affetto attorno a questo ragazzo che si chiama Sabatino. Giario Mega contento, come lo vedi come nome? No, per un figlio non voluto, vabbè sì, per un figlio non voluto, effettivamente scontento. È un no, voglio si chiama Contento, ma mi pare che era il cognome, però non dovrebbe essere il nome, Contento, forse è il cognome. Comunque, Lorenzo De
Gessimaro Cero ci sta uno che si chiama Felice, che vende calzini sul regionale Roma-Napoli, che fa una pena assurda. E beh, cioè, a me mi fa pena un uomo, non so se questo venditore di calzini fa pena. Però Felice, non so, ci mi fa pena, un uomo felice, non so perché, non me lo chiedete, però non so. Comunque Davide Daniele teneva un coniglio che si chiamava Sarchiapone, vabbè, Sarchiapone, cioè, un coniglio si può pure chiamare Sarchiapone, ma non un cristiano. Raffaele Giuseppe Sabatino, cioè, per me i nomi più brutti sono quelli che iniziano con Gian, ovvero Giancarlo, Gianmario. Sì, è vero, danno un'esagerazione, dice, sì, è vero, perché sul nome che manca a me mi sono mai piaciuto assai, sono sincero, Giancarlo, Gianfilippo, ma non so, una cosa. Comunque a si sono fatte le 23 e 13, in effetti vabbè, se non è proprio tardi, però io sto cominciando ad accusare un po' la mancanza di caffè, che come voi ben sapete oramai io dopo la diretta mi chiavo direttamente perché mi piace un caffè, poi soprattutto quando parlo tanto, non so perché poi mangia a non lo so, si leva la non mi sciatta il bello caffè cavolo dolce, poi mi piglio veramente metto 5-6 cucchiai di zucchero, no 5-6 no, però metto 3 cucchiai di zucchero, bello dolce, no? Mi piace di assaporarlo in questo modo e quindi fra poco me ne vado e quindi voglio, ci sta mangiando pari minuti e poi ce ne andiamo. Comunque Fresco Romano, fa prima questo nome che hai, Gianfranco Angelo Pietro e la Pugazia, non riesco anche a leggere la fanculo. Vincenzo Lucia, la combostempiatura arrogante e pigiama grigia dopo è meravigliosa. Sì, bellissima questa combostempiatura. Io sono stempiato, in effetti, però tengo proprio una capa, cioè proprio perché mo mi sono un po' un coppoletto prima e quindi tengo tutta perché cioè, quella sembra una cresta, ma quella è figlia ha avuto amici con la testa, che tu fai questo, poi tutto un po' che questo, poi allora si crea questa cresta che inizia la stempiatura che io ho, però che mi appare malamente quando faccio capire il buffone, tre là vicino, c'è che mi appare un poco, non che non mi piace la stempiatura, però così è troppo esagerata. Stefano Massimi fatti via collera ma che cucca ridendo la prossima live per fare l'ho fatta i gommiti stavano per arrestare la prossima volta lo racconterò ma ha già sta proprio poi è stata una live molto particolare, iniziata male però finita poi sviluppatasi bene perché devo ringraziare veramente voi che mi facete sempre ridere poi cioè magari lo faccio fare a voi ma va la città lo facete fare a voi a me poi gente così mi avete fatto riprendere da quella da la freva il bucchino a YouTube mi ha fatto pigliare. Comunque, Bucciatella è anche un fedele compagno socio Carmenello Barbiero Ruppio Taglio come fanno si chiama Samuele Obbiaggio, mi ricordo. Sì, Samuele Obbiaggio. Comunque, Matteo, c'era stasera ci manco sulla poesia di Piettipull e mi ha ricordato tutte cose di vecchi tempi. È vero, abbiamo fatto una serata molto vintage, diciamo, per usare un termine di questi qua che ci stanno in Juan and Gava, questi termini inglesi fastidiosi, e scif, e ogni tanto lo dico proprio per poi c'è avuto una frecciata, non passi i termini allora consiglio, la mia amica diete, il kebab, il cane appena lo venne a sapere scoppia a ridere e non mi fermato più. Ma chi non l'ha capito questa cosa, scritto veramente alzo le mani, Gaetano Iazzetta sta veramente uno si chiama Gianfra Marcangelo Pietro, non ci credo, facci il pezzone serio perché non esiste un nome così. Maria Giovanna Russo, capo Silvio Berlusconi, che chiamo figlio Pier Silvio, c'è adesso un po' scemo, in effetti, vale, chiamalo Silvio, cioè penso io. Ci chiamo Pier Silvio, boh, non so, o magari avrà un suo significato, avrà un suo perché, che noi non abbiamo capito. Però per chiudere questo discorso dei nomi, per esempio io dico sempre una cosa da quando sono piccolo, dico guardi se facessero figli, ma cosa che non lo so se lo facesse poi in effetti, però facciamo cosa lo farei, o chiamasse, mo voi pensate di essere una casa caruta, ma io chiamasse Fabrizio, e non lo so perché talmente che mi piace il mio nome, che io chiamasse Fabrizio, e tu dici ma poi chi posso chiamare questo nome lui? E che ci facciamo una foto, cioè Fabrizio Junior, casomai, come mi piace il nome Fabrizio, talmente tanto che io si tenesse un figlio chiamasse con nome mio. Ecco, questa è la mia stasera, vi dico questa cosa. Comunque, non so che abbiamo la foto proprio, ma giusto per chiudere questo discorso dei nomi, Nunzio Scamardella, ce lo mi saluti Antonio Cafone, a casa caruto più facile dei campi flegrei. Ti saluto Antonio Cafone, lì te fa Fabrizio, ho sentito un guaglione si è magnato, nuca e babba, fatto un rut, a via zittante euro in mutuo. Cioè, non credo, cioè, veramente, a volte ci stanno queste notizie, no? Io penso che se non fanno tutto, pigli 70 euro di multa, cioè, non lo so, cioè,
il colmo, però può essere, si sentono queste notizie oggi che a volte possono essere vere. Comunque Antonella Lavella dice: mi pare che in Italia è vietato che un padre chiama un figlio con lo stesso nome. Sì, forse è vero, perché è una cosa che io quando racconto questa cosa, forse qualcuno me l'ha detta già, e in effetti può essere che ho questa cosa, che non si può chiamare con lo stesso nome, e magari perciò Silvio Berlusconi ha chiamato Pier Silvio a un figlio, no? E quindi adesso chiama Pier Fabrizio, no, non lo so come... Come Maria Giovanna Russo, capite, si chiama Vergagildo, è Gargildo, o come chiamavo figlio? Gianne Gargildo, no, Pier è Gargildo. Davide Daniele, cioè io amo mio figlio, io a mio figlio, dice, io a mio figlio lo metto nome Petaluso, e vabbè, veramente, oramai sì, chiudiamo come abbiamo iniziato, che è proprio una diretta petalusa. Vabbè, buonanotte, dice Antonio Russo, colgo l'occasione veramente per dare anche io la buonanotte, e niente, buonanotte, che faccio, che posso fare. Ci sentiamo la settimana prossima, e probabilmente ve lo dico già da ora, la settimana prossima la facciamo mercoledì la diretta, perché, per chi non lo sapesse, ma parecchi lo sanno già, che c'è sta a partita Napoli lunedì, e poi ci sta Medi Sud martedì, però non scarterei l'ipotesi di farla martedì, perché Medi Sud ma la ci sta ieri, ma non fa niente, non voglio, ma ci sto a ieri solo per vedere un po' quali novità ci stavano, però mi sa che preferisco fare la diretta casomai. Ma prima un po', o martedì o la faccio mercoledì, vediamo un po'. Detto questo, Marattu una sanata voto, e buonanotte, mi dice Lorenzo De Angelis, buonanotte a tutti quanti. Io vi veramente do la buonanotte, saluto come sempre con calorosi abbracci tutti quelli che si vedono la diretta indifferita, che veramente sono sempre molto numerosi. E niente, che stai. Saluto anche questi occasionali che ora sono in diretta, che però stanno piano piano diventando la sfravacamma delle case cadute Pulerolo. Piano piano diventerete a tutti gli effetti case cadute, e quindi vi auguro buonanotte pure a voi, ci vediamo alla prossima volta. Ciao a è stato un grande piacere, e basta, e viva la figa, come ha detto prima, chiudiamola così. Ciao a